Acchiappa l'idea! Oggi facciamo un presepe popolare di sughero. Bentornati amici ed amiche in questo nuovo video di Acchiappa l'idea. Anche se è già iniziato dicembre, ho deciso di lanciarmi in un altro piccolo progetto sperimentale, perché in realtà non l'ho mai lavorato così tanto e non sono certo un esperto. Però ho visto delle foto di presepi fatti con del sughero, mi sono piaciuti molto e ho pensato che potesse essere un bel materiale molto simpatico da lavorare e quindi ho deciso di sperimentare. Ho l'obiettivo di comunque concludere questo progetto entro Natale, quindi se mi seguite e state al passo magari riuscite a costruirlo anche voi. Prima di tutto cosa ci serve? Il sughero. Useremo sia la corteccia, ma quella ce l'ho ancora in cantina, ma soprattutto useremo questi qua, adesso vi faccio vedere. Sono dei pannelli che si comprano tipo nei negozi da edilizia e si usano per fare rivestimenti. Sono in tipo trucciolato di sughero. Questi sono spessi 1 centimetro, poi ci sono dei fogli che sono direi spessi 1 millimetro e ne ho trovati anche da tipo 2 millimetri e mezzo. Comunque i due che penso siano più importanti sono quello da 1 centimetro e quello da 1 millimetro. Con quello da 1 centimetro andremo a costruire le strutture delle casette, mentre invece con quello da 1 millimetro faremo le decorazioni tipo i mattoni, gli stipiti, tutte quelle parti lì e appunto componendo questi due tipi di pannelli secondo me dovrebbe venire un bel lavoro. Il cutter affilato sarà fondamentale insieme a tipo una basetta per tagliare o un qualcosa che può essere anche di legno, in realtà questa qui è tipo una basetta da modellismo. Quindi cutter e basetta sono la base di tutto, poi la colla a caldo sicuramente per assemblare e appunto adesso vediamo l'assemblaggio del pezzo. Ma prima di tutto la scheda progetto. Grado di difficoltà 3 su 5, ipotizziamo. Tempo necessario 3 su 5. Costo del progetto 3 su 5. Tutto 3 su 5. Ok, quindi il mio progetto, dopo penso che farò il PDF con tutte le misure. Comunque, il mio progetto sarà per statuine Landi Moranduzzo da 10 e quindi sarà proporzionato con esse. Se lo volete fare più grande, più piccolo, con statuine diverse, ovviamente vi guardate il video sulla griglia proporzioni presepe e che lì dovreste riuscire a trasformare le misure. E la base invece la faccio con questo pannello di polistirene, ma va benissimo anche del compensato, del trucciolato, volendo anche del cartone bello resistente. Comunque è 40 cm x 25. L'idea è di costruire da questa parte lo spazio grotta e da quest'altro invece delle casette qua arroccate. Non tantissimi pezzi, perché già come vedete qui pensando che qui ci debba venire una specie di antro, non rimane molto spazio, ci saranno 2 o 3, massimo 4 casette e lo stile appunto è quello arroccato come le immagini che adesso magari vi faccio scorrere velocemente. Ok, quindi ispirandoci a queste immagini qui adesso andiamo a sagomare, a tagliare il pannello da 1 centimetro e poi a ricoprirlo con dei finti mattoncini in alcune parti con il pannello da 1 millimetro. Video accelerato.
Bene, vedete che ho continuato a costruire vari pezzi che andranno poi a comporre tutto il presepe. Al momento sono ancora tutti smontati, però questo ci aiuta per lavorarli meglio. Continuiamo però ad utilizzare le statuine per avere idea delle proporzioni, perché altrimenti rischiamo di fare dei pezzi che sono poi sproporzionati. Vedete come questo personaggio è giusto per l'arco che gli ho costruito. E niente, proseguiamo nel costruire le cose. Siamo andati avanti col costruire vari pezzi. Questo tipo andrà qui, questo andrà tipo qui, questo qui, e questo terrazzino andrà messo tipo qua. Mi piace molto sfruttare le statuine che abbiamo integrandole nei vari pezzi. Per esempio questo dormiglione potrebbe stare appoggiato qua sulle scale, la Sacra Famiglia è qua dentro, e poi adesso manca questa parte qua sopra che andremo a costruire. Bene, sono arrivato qua a comporre il nostro presepe. Vedete che adesso i pezzi sono tutti stabili, anche se si riescono ancora a muovere. Ho fatto dei segni qua sul pavimento per fare in modo di riuscire a riposizionarli nello stesso modo, e questo qua si incastra lì. Questi qui sono i pezzi delle case che ho deciso di costruire. Il resto sarà invece tutto fatto di sughero, dietro sughero e muschio, ma lo vedremo nel prossimo video. Faccio giusto la prova nel mettere le statuine per vedere come viene qua l'effetto. Bene, allora volevo dirvi che oggi vedo di finire di montarlo, caricarlo e farlo uscire. Per domenica non so se riuscirò a fare il prossimo, dove andiamo a installare il sughero e facciamo la stuccatura, perché sarò impegnato questo weekend e quello dopo anche nei mercatini di Natale. Questa qua è una locandina, è vicino a Bologna, vicino all'uscita Interporto, a 5 minuti dell'autostrada, venerdì, sabato e domenica, in un posto molto bello che è anche un po' il posto nuovo dove lavoro. Comunque se passate si chiama Borgo di Gani. Farò anche un laboratorio di cestini, comunque sui miei social trovate tutti i riferimenti. Noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!